Buongiorno a tutti amici e amiche telespettatori. Qui avete appena visto l'inno allo stadio russo di Via Grande. Siamo pronti ad assistere alle emozioni del match fra Emilia-Romagna e Veneto. Match valido per i quarti di finale del torneo delle regioni Under 15. Vedete come i giocatori si scambiano il saluto. In magliettina azzurra avremo l'Emilia Romagna, mentre in magliettina rossastra avremo i Veneti. E allora partiamo proprio con le distinte. Per l'Emilia Romagna abbiamo con la 1 Righini Michele, con la 2 Bianco Paolo, la 3 Lugli Luigi, la 4 Gioffre Gianfranco, la 5 Doronzo Angelo, la 6 Bernardi Morgan, la 7 Cola d'Arci Alessandro, la 8 Magnosi Manuel, la 9 Mazzi Carlo, la 10 Baccini Denis, la 12 Fregati Alex, la 13 Bandini Francesco, 14 Cammarata Matteo, 15 Prendi Diego, 16 Sajri Karim, la 17 Venturi Dario, la 18 Gazzola Federico e la 19 Bortolotti Nicolas. Questi ragazzi scelti dal mister Turci. Mentre dall'altra parte abbiamo i ragazzi del Veneto con la 1 Pettenò Simone, la 2 Adelini Giovanni, la 3 Agnoletto Leonardo, 4 Andolfatto Marco, 5 Bellani Matteo, 6 Camarà Mamoudu, la 7 Ceccato Samuele, la 8 Furlan David, 9 Gerotto Lorenzo, 10 Gobbo Tommaso, 11 Gritti Piercarlo, 12 Sgro Tommaso, 13 Chiari Mahmud, 14 Mreule Gabriele, 15 Padovan Stefano, 16 Pascoletti Samuele, 17 Presotto Giacomo, 18 Romeo Gioele, 19 Schenal Massimiliano, 20 Tonali Oliver. In panchina mister Tosto. Allora eccoli che si schierano i ragazzi. Vediamo che i ragazzi dell'Emilia con la maglietta blu vanno da destra verso sinistra, mentre i veneti da sinistra verso destra. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro. Ecco che il match inizia. Allora siamo pronti subito con un possesso dell'Emilia Romagna che va a condurre il gioco da dietro. Attenzione perché c'è un piccolo errore di Bernardi che poi recupera per fortuna grazie al compagno e poi si riparte dall'out di sinistra. Un passaggio lungo che però prima va nei piedi dei veneti, poi è il numero 18 a metterla in mezzo, dove c'è Cammarata che però non riesce a conquistare. Però non si arrendono, Gioffre che si mette in mezzo a due. Bravi qui i ragazzi di mister Tosto. Poi con un giro palla riescono a mandare il pallone in fallo laterale e quindi a battere sarà Bianco, il capitano degli emiliani, che si vedrà a battere questo primo fallo laterale. Ma c'è un richiamo dell'arbitro. Vediamo qual è la sua decisione. Ecco che fa ripartire tutto. Un po' di combattimento, ma si finisce con la palla a fondo campo. Vediamo che sarà calcio d'angolo in favore degli emiliani. A battere sarà Gioffre. Vediamo che nella difesa emiliana rimangono due giocatori, dato che in attacco è rimasto Chiori del Veneto. Ecco che viene battuta corta. C'è l'intercetto del Veneto, bravi qui. Comunque continua il possesso dell'Emilia e poi si va in fallo laterale. Vediamo che da subito si pone in un modello offensivo la squadra di mister Turci, che continua a mantenere il possesso del pallone con il fallo laterale. Ecco che viene servito l'attaccante degli emiliani, pressato da due. Bravo qui Skernal che fa passare il pallone e poi prova a mandare lungo il suo compagno, che però non riesce a ricevere. Adesso il tocco del capitano Veneto, che però non riesce a servire il compagno. Continua comunque a combattere il numero 8. C'è un fallo a favore degli emiliani.
Vediamo chi andrà a battere questa punizione, che veramente si trova vicino alla fine del campo. Battere sarà Doronzo, che le mette in mezzo, cerca sicuramente l'attaccante, arriva a prendere il pallone il numero 18, che prova a riconquistare il pallone, ma qui bravo Furlan che lo protegge. Pensava che fosse fallo laterale, ma alla fine è calcio d'angolo, quindi ancora una volta possesso emiliano. Battere ancora una volta sarà Geoffrey. Vediamo che la mette in mezzo verso il secondo palo, ci arriva il pallone, qui però non riescono a tenere il possesso bene. Poi arriva Baccini che fa un po' di giro palla, la palla in mezzo, qui la difesa emiliana, c'è un fallo, cerchiamo di capire cosa ha deciso l'arbitro. Vediamo che è punizione. Quindi punizione a favore ancora una volta degli emiliani. Si mettono ancora in mezzo all'area di Sgro. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro. Eccolo che arriva, la palla che va bassa, rasoterra qui. Bravo a Gazzolo che ha recuperato questo pallone. Adesso prova ad attaccare il Veneto, continua, viene servito di nuovo l'attaccante Veneto, poi si arriva da Furlan che prova l'1 contro 1, il tiro che però va oltre addirittura il campo e quindi si va a procurare un pallone adesso. E allora ripartiamo con la rimessa dal fondo, il pallone fra i piedi di Fregati. Vanno bassi sia Doronzo che Bernardi. C'è il lancio lungo. Allora ancora possesso dell'Emilia. Vediamo col capitano bianco che prova in mezzo a due, poi viene aiutato e sbatte con Lugli. Vediamo che comunque c'è la rimessa laterale. Questa volta a favore dei veneti. No, scusate, era un fallo alla fine, aveva fischiato il fallo. Vediamo appunto si aspetta l'arbitro per battere. Ecco che dà il via. Lancio lungo per Andolfotto che cerca, forse Ceccato, poi lo serve. Bravo qui Ceccato che poi si guadagna un fallo laterale. Ora vediamo, viene servito Furlan, anticipato da Baccini. Poi ancora un po' di combattimento, la palla arriva dai piedi di Skernal che prova il tiro ma va fuori dallo specchio della porta. Quindi si continua con la rimessa dal fondo, ancora una volta emiliana. Abbiamo già visto che in pochi minuti sono già azioni da una parte e dall'altra. Qui viene servito prima a Doronzo e poi serve lungo. E c'è lì Prendi che poi va un po' dietro ad aiutare, cerca aiuto, poi si va da Geoffrey che serve il capitano sulla fascia, non riesce, viene anticipato, poi si recupera ancora il pallone, si va con Lugli, poi si va dal lato di Gazzola, ancora un po' il possesso di Lugli, poi lui va a terra. Bravo comunque Baccini che riesce a sporcare questo pallone e poi ci pensa Doronzo a mettere una pezza e a mandare il pallone in fallo laterale dove c'è Andolfotto. Rimessa lunga.
Ancora una volta la rimessa lunga. Scusatemi, un errore mio, non è Andolfotto ma Andolfatto. Adesso vediamo che la serve lunga verso Adelini, poi perde il pallone. Attenzione perché poteva sembrare la rimessa in favore sempre dei veneti con un ultimo tocco di Giuffre, ma sarà proprio il fallo laterale, sarà a favore degli emiliani. Quindi si va verso Giuffre, controlla, attenzione, era stato servito Cammarata, ma poi il pallone lungo va per Prendi che viene anticipato da Mreule, che manda ancora una volta in fallo laterale il pallone. Ora si aspetta, ecco che arriva un pallone che era fuori dal campo, sono andati a prenderlo i ragazzi. Vediamo che a battere c'è Gozzola. Arriva Gazzola che la mette corta per Cammarata, però c'è un fallo a favore dei Meneti che battono veloce e lungo dalle parti di Adelini. Poi viene messa in mezzo il pallone e un po' di giro palla Veneto. Ancora dando il fatto, potrebbe servire il centro, lo fa corto e va a recuperare questo pallone Baccini. E allora riparte un po' di confusione, attenzione, poi si riparte con l'Emilia Romagna. Attenzione perché arriva pure il fallo su Giuffre e quindi sarà fallo a favore degli emiliani. A battere va Doronzo, batte lungo a cercare il capitano Bianco, finalmente gli arriva il pallone, vediamo un po' di cambi di direzione, attenzione il pallone in mezzo era perfetto per Prendi che non c'è arrivato, quindi sarà fallo laterale per i veneti. Attenzione però perché il portiere veneto, ovvero Sgro, è rimasto a terra dopo proprio un contrasto con Prendi. Fortuna si è rialzato sia lui che l'attaccante emiliano. Vediamo che a battere va Gazzola, che la mette corta verso il numero 16, poi viene rubato il pallone da Furlan che serve lungo verso Chiori, 1 contro 1 di Chiori che prova a dribblare il difensore, poi serve in mezzo Adelini, la finta di Adelini per Furlan, bravissimo qui il numero 8 Emiliano che leva il pallone dai piedi di Furlan che poteva andare al tiro da una distanza veramente ravvicinata. Poi viene fischiato il fallo per gli emiliani, era andato a terra proprio il numero 8 ovvero Magnosi dopo aver fatto un grande intervento. Ed ecco che c'è il lancio lungo a cercare proprio Prendi, un po' di gioco aereo, prende Baccini il pallone e serve verso i compagni. Vediamo Giuffre, manda lungo il capitano Bianco, controlla questo pallone, poi un po' di giro palla, la magia di Prendi che fa sparire il pallone, poi Bianco, ancora Prendi, vuole provare il tiro ma rimbalza sugli avversari. Bravo qui Chiori che butta il pallone addosso agli avversari e si guadagna questo fallo laterale. Viene battuto poi ancora su Chiori, un po' di gioco aereo, conquista il pallone prima l'Emilia Romagna, si continua ancora col gioco aereo, scusate, poi il pallone lungo, attenzione perché lì c'era Ceccato che stava provando a prendere quel pallone. Adesso fallo laterale a favore degli emiliani, si batte dalle parti di Baccini, attenzione perché il pallone è lungo, viene pressato da due, riesce comunque a controllare il pallone. Poi si va da Cammarata, il giro verso Giuffre che va verso il centro,
serve Baccini, ancora un pallone verso l'out di sinistra, poi il possesso Veneto e di nuovo attenzione perché c'è una fuga, vediamo qui, numero 19 qui Gazzola. Vediamo che il lancio è lungo verso le parti di Cammarata, che però non riesce a controllare bene questo pallone, quindi sarà fallo laterale e questa volta per i veneti. Ecco che batte verso Ceccato, un po' di giro palla, qui Giofrè tocca il pallone e quindi si guadagna il fallo laterale. Si arriva da Adelini, controllo di Adelini, poi per Ceccato. Prova Ceccato a contenere il pallone, riesce a tenerlo. Si va da Furlan che gira il pallone con un elastico praticamente. Poi si va da tutt'altra parte, dalle zone di Skernal che la mette in mezzo. Chiori ha toccato il pallone. Vediamo se riesce a continuare il possesso veneto. Qui si riconquista il pallone, invece la difesa. Attenzione perché Adelini è da solo, prova a servire il numero 7 rosso. Poi c'è un fallo a favore degli emiliani che lanciano lungo dalle parti del capitano bianco. Viene però anticipato da Gerotto. Quindi si vede che ancora il possesso però rimane per i veneti, dove ci va a prendere il pallone prima Furlan e poi Andolfatto, che serve Andolini con un pallone lungo. Qui bravo Gazzola a buttare il pallone in fallo laterale. Si riparte proprio col pallone lungo di Andolfatto, che viene anticipato però, quindi si riparte con l'attacco emiliano. Ancora qui Baccini che recupera il pallone. Attenzione qui, bravo qui il numero 14 che prima conquista il pallone, poi purtroppo non riesce a controllarlo bene, manda la palla in fallo laterale. Viene servito Cammarata, si libera aiutandosi con Baccini. Il pallone lungo per Bianco, anticipato qui dal difensore veneto. Poi si va da Skernal che serve Chiori, serve lungo Ceccato, prova a controllare il pallone Ceccato ma non riesce, quindi si va in tranquillità a prendere il pallone Fregati. Poi lancia lungo verso Cammarata, ancora possesso veneto. Vediamo che prende pressotto il pallone, poi manda lungo, anticipa prima Bacciani, poi Adelini. Ecco che continua però il possesso veneto, poi interrotto dal fallo laterale. Bravo qui Bianco a pressare sul numero 9 veneto. Allora vediamo che batte su Baccini, si ritorna dietro. Poi c'è il pallone lungo verso Cammarata, anticipato qui da Mreule. Poi c'è Adelini, scusate, era Ceccato che serve Furlan. Bravo qui Giofrè a togliere il pallone e a mandarlo in fallo laterale. A battere sarà Andolfatto, che serve ad Adelini, anticipato. Si continua però col possesso del Veneto, che ha provato un tiro lungo il numero 14, parliamo di Mreule, però è andato in tranquillità Fregati. E poi manda lungo verso Cammarata, prova il controllo un po' sporco, poi un altro lancio lungo per Adelini che però viene anticipato da Doronzo. Ancora possesso veneto, sbaglia un passaggio il difensore del Veneto e poi si va da Baccini che fa un tunnel, poi supera un altro, bravo qui, sembrava superato invece
È stato bravo Skernal, scusatemi, a recuperare questo pallone. Poi c'è un fallo per gli emiliani. A battere andrà Mreule. Ecco che batte verso la fascia sinistra, poi la mette in mezzo sul primo palo dove c'è Fregati. Quindi vuole far ripartire veloce Fregati la sua squadra, ma non riesce. Poi un po' di finte del portiere fino a che non serve a Bernardi. Pallone che va verso Giofre, ma anticipato da Furlan. Ceccato, un 1-2 con Furlan che tira! E poi dal limite dell'area sigla l'1-0 di questo match. Lo possiamo dire, il primo marcatore di questo quarto di finale tra Emilia Romagna e Veneto è il capitano Furlan, che poi va a abbracciare tutti i suoi compagni. Arriva pure il coro dei tifosi qui del Veneto che incitano la propria squadra e il proprio capitano. Nel frattempo riprende la partita con il lancio verso il capitano azzurro. Abbiamo un po' di giro palla arretrato per gli emiliani che devono ripartire dopo il gol subito. Adesso vediamo il lancio lungo anticipato dalla difesa veneta. Vediamo che Andolfatto avanza col pallone lungo la linea. Al centro non c'è nessuno, c'è Adelini che si è allargato. Si mette in mezzo Andolfatto, serve Ceccato da fuori area. Arriva Furlan, scusate, l'ha provata! Aveva quasi toccato la traversa il pallone di Furlan, che l'azione prima aveva trovato il gol dell'1-0. Adesso diciamo da una zona lì vicino aveva provato e non era andato molto lontano, quindi si ripartirà con la rimessa dal fondo. Si batte, poi avanza un po' il difensore emiliano, va prima verso la linea, un po' di primi tocchi, poi recupera. Va dietro e poi è Sgro a possedere il pallone. Abbiamo ancora un po' di gioco arretrato per i veneti con il possesso di Sgro. Poi si va dalle parti di Gerotto. Potrebbe servire Andolfatto che è solo, infatti lo fa. Vediamo, attenzione perché viene pressato da Cammarata. È servito poi Ceccato, attenzione perché l'Emilia riprende il pallone. Poi si guadagna il fallo laterale. Questa volta sarà Gazzola a battere. Serve Cammarata. Attenzione, pressato da due Cammarata. Serve Baccini, ma Skernal recupera il pallone, poi avanza. Serve Ceccato. Ceccato, attenzione, Ceccato supera un difensore, poi viene bloccato da Gazzola. Poi serve, attenzione, adesso è Adelini che pressa la difesa azzurra. Poi si fa un lancio lungo. Attenzione perché cade a terra un giocatore del Veneto. Skernal continua comunque a possedere il pallone, un po' di lotta tra Skernal e Giofre. Poi il lancio lungo verso l'attaccante emiliano. Qui bravo, un bel gesto di fair play di Prendi che lascia il pallone in fallo laterale. Si vanno a vedere le condizioni dell'uomo veneto che è rimasto a terra. Vediamo che ha preso una botta durante un contrasto con gli avversari. Si tratta di Mreule
che si rialza e fa un po' di respiri profondi anche per riprendere il ritmo. Ecco appunto che si continua col gesto di fair play con Sgro che manda in fallo laterale col lancio lungo per cederlo agli avversari. Quindi si riparte adesso. Possesso emiliano, attenzione, la palla è un po' lunga, arriva Furlan a prendere il pallone e poi serve a Chiro che però viene bloccato da Lugli, quindi recupera il pallone Fregati che poi batte lungo verso Prendi che prova a servire Cammarata, non ci riesce, anticipato dalla difesa, ancora Prendi, poi viene sporcato il pallone, ci arriva Giofré pressato dal capitano veneto. Baccini prova a toccarla il capitano, ma poi il pallone arriva dalle parti di Gazzola. C'è Cammarata col pallone in mezzo per Prendi. Prendi si gira, Prendi 1 contro 1, bravo qui Sgro a bloccare il pallone, la palla rimane comunque lì e Andolfatto butta il pallone in fallo laterale in favore degli emiliani. Qui davvero bella sia l'azione degli emiliani con la girata di Prendi sia la parata di Sgro che riesce a negare il gol valido per il pari degli emiliani. Si controlla un attimo le condizioni di un giocatore degli emiliani che è rimasto a terra. Allora, vediamo, aspettiamo le sue condizioni, alcune novità proprio sulle sue condizioni. Ecco che si rialza il giocatore azzurro. Nel frattempo vanno un po' a... si fermano un attimo. Vediamo dopo che hanno ripreso i giocatori con il fallo laterale emiliano, poi viene servito prima Saggi, prova a servire Prendi, poi Cammarata, doppio tocco per passare il tunnel, bravo qui, poi Andolfatto a buttare il pallone verso Cammarata per prendersi la rimessa dal fondo. Poi aveva fatto una magia Cammarata superando prima un uomo poi un altro, poi bloccato dai due difensori veneti. Allora, vediamo che batterà Sgro, batte veloce su Mreule. Allora, mantiene un po' il possesso, poi prova un lancio lungo verso Adelini che serve Chiro, scusate, Chiori. Poi ci sarà appunto il fallo laterale in favore dei veneti. Vediamo che a battere ci va Gerotto. Potrebbe servire corto, ma cerca il numero 13. Poi attenzione, un po' di contrasti, si cerca Ceccotto. Scusate, Ceccato. Si va da Andolfatto che la mette in mezzo, ma anticipa tutto il numero 3 Lugli degli emiliani. Continua comunque il possesso dei veneti, attenzione perché c'è un fallo di Ceccato forse per gamba tesa, è stato effettivamente pericoloso, forse il piede un po' troppo vicino alla faccia dei giocatori azzurri. Quindi si riprende col fallo a favore degli emiliani. A battere c'è Doronzo, lancia lungo verso Cammarata che però viene anticipato da Presotto, quindi fallo laterale a favore degli azzurri. Viene servito Cammarata che fa un retropassaggio per Gazzola che la mette in mezzo a cercare a Prendi, viene anticipato però
dalla difesa, poi prova a servire lui in mezzo, ma Sgro va a recuperare il pallone che forse era un po' lungo, quindi si riparte da lui quando manca poco alla fine del primo tempo. Il lancio lungo di Sgro, un po' troppo lungo, quindi va a prendere Fregati. Vediamo se servirà corto oppure quello lungo. Infatti sceglie il passaggio lungo per Cammarata. Attenzione perché c'è il tocco per Prendi, che però bloccato da Agnoletto non riesce ad arrivare al pallone, e quindi si riparte da Sgro, che prova un altro lancio lungo, questa volta da Adelini. Attenzione, Adelini potrebbe, scusatemi, era una bella azione, qui Adelini non riesce a prendere il pallone, poi si riparte con il possesso degli emiliani, fermato per un fallo. Si riparte quindi col possesso veneto, si va da Ceccato, prova a servire il capitano Furlan, nel frattempo sta neanche andando il fatto, viene servito Adelini, però neanche ci prova Adelini, e poi il portiere Fregati prova comunque ad andare a prendere il pallone, perché il pallone sembrava avvicinarsi un po' troppo alla porta del numero 12 emiliano. Quindi si riparte il lancio lungo di Doronzo verso Cammarata, anticipato da Mreule, poi il possesso emiliano. Attenzione, qui Doronzo ci mette una pezza e manda il tutto in fallo laterale, quindi sarà possesso veneto. A battere il fallo laterale va Andolfatto per Ceccato, che prima è solo, poi c'è un cambio palla, battere arriva Gazzola, serve Cammarata, pressato da Andolfatto che gli ruba il pallone, ancora Gazzola, poi parte Schenal che serve Chiori lungo la fascia, 1 contro 1, ancora contro la difesa, 1 contro 1, si mette in mezzo, prova a tirare, viene bloccato e poi mantiene il possesso fino a servire Ceccato che si accentra, viene servito poi Gerotto che avanza contro Bianco. Gerotto fa una finta, poi prova a servire il centro, qui brava e bella la chiusura di Bianco. Chiori prova a superare il capitano Bianco, arriva, mette in mezzo dove c'è sia Ceccato che Furlan che non riesce a controllare il pallone. Poi avesse controllato quel pallone erano veramente problemi di Fregati, perché era praticamente solo davanti alla porta. Continua comunque il possesso del Veneto che arretra un po' fino ad arrivare da Pressotto, poi si va dando il fatto lungo linea. Andolfatto potrebbe servire il centro, si ferma, prova a superare il difensore, 1 contro 1, prova, poi si allarga, mette in mezzo e si guadagna un calcio d'angolo. Allora, vediamo che va a prendere il pallone Mreule. Vediamo che mette in mezzo, anticipa Geoffrey, un pallone rimane lì, attenzione, prova Freule, una mezza rovesciata che però viene punita con il cartellino giallo. Ha preso un giocatore dell'Emilia Romagna e viene chiamata pure la guardia, i medici. Allora, vediamo, aspettiamo novità sulle condizioni del difensore azzurro. Nel frattempo vi ricordiamo tutti gli appuntamenti di oggi che potrete trovare qui dal campo russo di Via Grande. Abbiamo la partita under 15 tra appunto Veneto ed Emilia Romagna,
alle ore 9:30 è partita, adesso sta quasi per finire il primo tempo. Poi i prossimi appuntamenti saranno alle 11:30 con l'Under 17 e alle 14:30 con la femminile, mentre in tutti gli altri campi della Sicilia ci saranno altre partite valide per i quarti di finale. Adesso che si riprende, adesso con la palla in possesso di Fregati. Poi c'è un lancio lungo verso Cammarata, però non riesce, anticipato da Mreule. Lancio lungo a cercare Adelini, anticipato ancora Adelini. Adelini prova un dribbling, poi serve Ceccato da solo davanti alla porta, poi viene pressato, Chiori tira, viene bloccato il tiro di Chiori, va a recuperare il pallone Capitan Bianco, che viene buttato a terra ma mantiene il possesso del pallone. Poi ancora una volta a terra sia Bianco che Chiori. Vediamo che c'è il fallo a favore degli emiliani. Lancio lungo a cercare Prendi, che controlla questo pallone, poi viene anticipato da Gerotto, che manda lungo verso Adelini. Baccini, che serve a Gazzola, che supera prima il capitano veneto, poi corre sulla fascia, prova a servire Cammarata con un tunnel. Qui ha provato prima a superare Andolfatto, ma non riesce a superare Pressotto, quindi sarà fallo laterale a favore degli emiliani, con Gazzola che parte. Attenzione, Furlan che recupera questo pallone, cade a terra, sembra Gioffre. Poi si continua comunque col possesso dei veneti. Ceccato prova un tunnel, poi continua col possesso, serve Adelini, che però non riesce a prendere il pallone. Allora fallo a favore dei veneti, così ha fischiato l'arbitro. Adesso vediamo, ci saranno 2 minuti di recupero. A battere va Mreule col mancino, la mette in mezzo a cercare Ceccato e Adelini, poi viene anticipato però dalla difesa romagnola. Ecco che si gira dalle parti di Bianco, sale pure Lugli, che però non riesce a controllare bene questo pallone, è anticipato dal difensore veneto. Si guadagna il fallo laterale. Attenzione, Bianchi supera Gerotto, prova a superare pure Agnoletto, continua il possesso di Bianchi, pressato sia da Agnoletto che da Schenal, poi però perde il pallone, sarà rimessa laterale a favore dei veneti. Vediamo come finirà questo primo tempo, se riuscirà l'Emilia Romagna a pareggiare i conti oppure no. Nel frattempo c'è un altro fallo laterale a favore dei veneti. Si batte dietro dalle parti di Mreule, che cerca Andolfatto. Attenzione perché c'ha la fascia libera davanti a lui, c'è Ceccato che viene servito, prova a superare Gazzola, poi il pallone ad Andolfatto, Andolfatto che la mette in mezzo a cercare Adelini. Attenzione perché la respinta dei difensori azzurri non è molto lunga, ma comunque si riescono a liberare. Poi viene servito Prendi contro Agnoletto, prova a superare il difensore, viene servito Baccini che supera difensore veneto, poi serve dietro, viene servito fino alla difesa numero 6 azzurro, e finisce così con il pallone fra i piedi di Bernardi il primo tempo di questo match, di questo quarto di finale tra Emilia e Veneto Under 15. Allora, ci vediamo tra pochissimo, perché mentre i ragazzi si vanno a riposare lo facciamo anche noi. A tra poco.
Ed eccoci tornati qui allo stadio Russo di Via Grande. Siamo pronti per assistere alle emozioni del secondo tempo del match tra Veneto e Emilia Romagna. Stiamo sull'1-0 dei Veneti, segnato e siglato dal capitano Furlan. Li potete vedere già in campo, si aspetta solo il fischio dell'arbitro. C'è un cambio nel frattempo dalle zone dell'Emilia. Infatti vedete che gli emiliani attaccheranno da sinistra verso destra con le magliette azzurre, mentre i veneti con le magliettine rosse attaccheranno da destra verso sinistra. Quindi escono sia Cammarata che Sajri per far spazio al numero 8 Magnosi e al numero 9 Mazzi. Vediamo il fischio. Nel frattempo vediamo che il Veneto si prepara con ben 6 giocatori sulla linea di metà campo. Ecco che arriva il fischio, inizia questo match, lancio lungo, forse era uno schema, però anticipa tutto Doronzo. Poi viene dato un fallo laterale a favore dei veneti. Vediamo che Agnolotto a battere il fallo laterale, che va verso il centro dove c'è Baccini a riconquistare il pallone. Poi viene spazzata la palla, arriva Chiori a prendere il pallone, poi uno scambio con Furlan, ancora Chiori in mezzo a 3, Chiori viene bloccato, poi in mezzo a 4, ma ancora il possesso dei veneti con il pallone lungo di Mreuli. Bravo qui Bianco a superare Mreuli, poi serve Baccini, lancio lungo, forse a cercare Gazzola, che non riesce a tenere il pallone, però si guadagna il fallo laterale. Arriva ancora Gioffre che si mette in mezzo dove c'è Prendi, ma non riesce ad arrivare al pallone, a metterlo in mezzo, e quindi sarà rimessa dal fondo dove c'è Sgro, portiere che ha salvato la sua squadra in un'azione del primo tempo dove Prendi era solo davanti alla porta dopo aver superato i difensori veneti. Ecco che Mreu recupera il pallone, lancia verso Chiori che però prima non riesce a controllare, poi ci riesce, un po' di combattimenti con lui, poi lancia lungo dove c'è Ceccato. Si continua, vediamo col possesso di Ceccato che serve dietro verso Agnolotto. Ancora, scusate, non era Agnolotto, era Andolfatto, errore mio. Viene servito il numero 9 che prova il tiro bloccato dal capitano Bianchi, che concede solo la rimessa laterale ai veneti, evitando un gol che poteva pesare veramente tanto. E allora vediamo il fallo laterale sprecato un po' dal Veneto. Prendi, prova a servire l'appena entrato Mazzi, riesce a prendere questo pallone e allora continua a correre Mazzi, pressato da 2, prova a superare ad Andolfatto ma non ci riesce, quindi sarà fallo laterale per gli azzurri. Andiamo a servire proprio Mazzi, poi con Gioffre viene recuperato però il pallone da Andolfatto, prova a servire Ceccato, attenzione perché Baccini ha recuperato il pallone, poi viene pressato da 3, attenzione Baccini, pallone lungo per cercare Bianchi, Chiori pressato da Bianchi, Chiori, attenzione Bianchi, il gol del pareggio, l'errore di Chiori da l'1-1. E attenzione, ci sono un po' di problemi perché Sgro aveva preso il pallone e non lo voleva dare agli avversari, ma qui è da fare gli applausi a Bianchi perché ha rubato un pallone dopo aver pressato un'intera partita, aver corso un'intera partita senza arrendersi mai. E qui sicuramente i capitani delle due squadre si sono fatti sentire con un gol a testa. Quindi Bianchi rimette i conti alla pari, si dovrà rifare tutto. Possiamo dire 1-1. Non si è mai reso il capitano blu. Nel frattempo c'è un cambio dove entra
entra appunto il numero 7 Emiliano per far spazio al numero 15, quindi possiamo dire entra Coladarci. Poi si continua col gioco veneto, un po' di pressione degli emiliani, poi un fallo laterale a favore dei veneti. È uscito proprio il numero 15 Prendi. Un po' di gioco, poi un po' di contrasti. Arriva Coladarci, il pallone col tacco, però Chiori questa volta recupera il pallone e va dietro da Sgro. Pallone lungo a cercare qualcuno, forse cercava Schenal, ma Baccini anticipa tutto. Poi serve Capitano Bianchi. Arriva, recupera il pallone, 1 contro 1. Arriva Bianchi, la mette in mezzo. Qui anticipa tutto, ancora Pressotto e poi si va dalle parti di Furlan. Ancora Chiori va verso il pallone, corre, viene pressato, attenzione, si va a terra, era pressato da Lugli. Qui c'è il fallo chiamato dall'arbitro, quindi sarà fallo per gli emiliani. Lugli a battere verso Bianchi. Pallone un po' lungo, anticipato da Gerotto. Sarà rimessa dal fondo. Prima si era creata una bella possibilità per gli emiliani per ribaltare la partita, soprattutto la situazione iniziale. Adesso vediamo che il Veneto fa un lancio lungo a cercare, ha Ceccato, più anticipato il possesso di Andolfatto. Ceccato va a recuperare questo pallone. Un po' di giro palla Veneto, si continua, poi c'è un fallo laterale a favore degli emiliani. Attenzione perché l'arbitro aveva fermato un attimo. Vediamo che può ribattere dalle parti di Mazzi, che viene pressato da 3 addirittura. Poi Ceccato lascia un po' perdere, lasciando il compito a Furlan e Andolfatto. Ancora rimessa laterale per gli emiliani. Siamo ancora da Mazzi, ancora pressato da Andolfatto. Mazzi va verso il centro, poi cade. Per l'arbitro non è nulla se non rimessa dal fondo per i veneti. E allora si aspetta a battere, va Mreuli. Scusate, Mreule. Baccini prende il pallone, un po' di gioco aereo. Ancora Baccini, prova a spazzare Agnoletto, poi la palla finisce tra le mani di Sgro, che serve Gerotto. Si va verso Adelini, anticipato da Baccini. Ancora Baccini che avanza col pallone. Attenzione, c'è Magnosi che prova a servire l'appena entrato Coladarci, che però è in fuorigioco. Quindi si riparte col possesso veneto. A battere sarà Mreule. Il pallone lungo a cercare Chiori, anticipato da Bianco. Ancora possesso Veneto, il pallone lungo per Ceccato, che controlla il pallone perfettamente, poi pressato, perde un po' di concentrazione, un po' di palloni lunghi, fino ad arrivare da Fregati. Il pallone lungo, forse a cercare proprio Coladarci, spazza poi Agnoletto e sarà rimessa laterale per gli emiliani. A battere Vallugli. Si preparano intanto per un cambio gli emiliani. Ecco che arriva, esce col numero 5 Doronzo ed entra con la 17 Venturi. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro per far riprendere il match dopo questo cambio. Ancora lui a battere la rimessa laterale. Ecco che arriva il fischio. Lui che parla prima con l'allenatore, poi va
uno scambio con Bianco, la prova a servire in mezzo, ma il pallone finisce tra le mani di Sgro, che prova a servire Chiori, che riesce a controllare, forse un po' sporco questo pallone. Chiori in mezzo a 3, prova, bravo qui Baccini a recuperare il pallone, poi riparte Giuffre, serve il numero 10, arriva il tiro del 10 che però viene fermato da Sgro. Bravo l'attaccante emiliano a liberarsi e poi ad andare al tiro. Vediamo cosa deciderà. Sgro decide di servire Mreule, che poi serve lungo verso Ceccato, no scusate, Radelini, poi spazza Bernardi, concede il fallo laterale ai veneti. A battere e Gerotto, che serve Mreule, pallone un po' alto, attenzione Schenal che perde di vista il pallone e quindi riparte con il pallone lungo Magnosi. Attenzione, viene pressato da Agnoletto che recupera il pallone e poi riparte, prova a servire Adelini, arriva il pallone qui pressato da 2, Adelini cade e con lui cade anche Bernardi, ma si continua a giocare. Pallone di Baccini che poi va da Coladarci, ancora Baccini, prova una roulette, non riesce, poi prova a spazzare Giuffre verso l'attaccante emiliano, che serve lui, che da solo potrebbe andare al tiro. Lui si accentra, prova il tiro, che però viene bloccato da Gerotto e quindi riparte l'azione degli emiliani. Viene un fischio, attenzione. Un po' di problemi fra i giocatori, che alla fine si scambiano la mano in segno di rispetto, anche un po' richiamati dall'arbitro. Allora vediamo che la punizione verrà battuta da Lugli. Dietro rimangono solo 3 difensori accompagnati da Adelini. Pallone in mezzo a cercare Baccini, si arriva dalle parti di un attaccante degli emiliani che prova subito il tiro, non riesce a superare Asgro. Poi il pallone lungo per Adelini, anticipato da Bernardi. Ancora il possesso dei veneti con Furlan. Mantiene ancora il possesso del pallone, scivola ma continua a tenere il pallone fra i piedi Furlan. Per il numero 7 lo scambio con Gerotto, che però viene fermato dal capitano Bianchi e quindi sarà calcio d'angolo per i veneti. Vediamo che a battere l'angolo c'è ancora Mreule. Vediamo che mette in mezzo a cercare il secondo palo. C'è però Fregati, poi ancora possesso un'altra volta in mezzo, dove arriva Adelini a colpire il pallone con una mezza rovesciata. Però attenzione perché rimangono a terra sia Adelini che il difensore Bernardi dell'Emilia Romagna. Si dà poi appunto la rimessa dal fondo per gli emiliani. Si rialzano sia Bernardi che Adelini, per fortuna. Allora vediamo che c'è un cambio per i veneti. Entra con la numero 6 Camara. Vediamo ancora il possesso degli emiliani. Attenzione Bianchi che prova a superare a Gerotto, però poi bloccato da Ceccato. Nel frattempo è uscito Chiori per dare spazio appunto a Camarà. Vediamo il fallo laterale per gli emiliani. Servito qui Coladarci, scusate. Baccini col colpo di testa. Sgro anticipa tutto e nega
scusate, il gol del 2-1 per gli emiliani. Poi Camarà, ancora il controllo del numero 6. Ancora il possesso, il lancio lungo per Adelini, anticipato da Lugli, poi da Bianco che spazza verso Coladarci. Poi ci pensa Gerotto a mandare il pallone alla touche. Allora, Bianco andrà a battere questa rimessa laterale veloce verso Mazzi. Vediamo ancora Mazzi contro Agnoletto che concede solo la rimessa laterale, dove andrà a battere ancora Capitano Bianchi. Serve al centro, si gira il numero 7 azzurro, poi Furlan prende il pallone e corre, pressato da Baccini. Poi arretra, pallone anticipato da Gioffre, ancora Baccini che ritorna indietro per avere un sostegno da parte di Lugli. Quindi dopo aver passato il pallone a Fregati si ritorna da Baccini con un pallone lungo a cercare Mazzi, poi recupera Venturi, tensione che però perde il pallone, non c'è nessun fallo, viene spazzato dalle parti di Camarà che dopo un po' di contrasti riesce a controllare il pallone. Si va poi dalle parti di Ceccato che cerca Schenal, serve Camarà, anticipato qui da Gazzola. Si continua con il fallo laterale per gli emiliani. Si aspetta un attimo Baccini che si sta allacciando gli scarpini. Ecco che si rialza e quindi si riparte. Arriva il pallone, è per Venturi. Poi c'è la palla lunga per Schenal che prova il tiro bloccato da Lugli e riparte così l'Emilia Romagna proprio con Lugli sulla fascia. Poi c'è il lancio lungo per Mazzi. Mazzi che rimette di nuovo al centro, ma c'è rimessa dal fondo, anche se Gerotto era caduto a terra. Allora vediamo che c'è un altro cambio in casa veneta. Esce Schenal ed entra Romeo. Questo cambio, vediamo se riuscirà a rimettere in salita la strada del Veneto. Adesso il lancio lungo probabilmente di Mreule che va a cercare Adelini. Controlla perfettamente il pallone, prova l'1 contro 1 contro Baccini, non riesce a superarlo, ancora Baccini che tiene il pallone, poi si va da Coladarci, ancora prova a servire Baccini, qua bravo Ceccato a tenere il pallone e poi si va da Adelini. Un colpo di Bianco verso appunto Adelini, ma si continua a giocare mentre che il giocatore rimane a terra. Poi Baccini fa un lancio lungo, bravo qui Sgro con un bel segno di fair play. Qui Bianchi va da Adelini, vengono anche i medici a controllare, vedere le condizioni del numero 2 Veneto. Aspettiamo di sapere le condizioni di Adelini. Dopo alcune cure si rialza, lo fanno uscire un attimo. Allora, si riparte con la rimessa
Emiliana che batte su Sgro. Vediamo Sgro che serve Mreule, poi per Gerotto, ancora Gerotto che continua la sua cavalcata, arriva pure Baccini a pressarlo, si va da Ceccato, poi gli rubano il pallone, continua con la Darci, occhio che cade a terra ma continua a giocare, poi viene fischiato il fallo. Entra di nuovo nel frattempo Adelini, lui a battere questa punizione, la batte lunga a cercare Mazzi, anticipato da Romeo che non concede neanche la rimessa laterale, poi Gerotto prova a buttare il pallone, tengono a tenerlo i ragazzi dell'Emilia Romagna, poi Bianco sbaglia uno stop e concede il fallo laterale ai veneti. Arriva Gerotto, il pallone per Adelini, Baccini serve a Venturi che prova a mettersi in mezzo tra Andolfatto e Pressotto. Poi il fischio dell'arbitro che concede la punizione al Veneto. Palla lunga, cercare Adelini, anticipato da Baccini, si continua, attenzione, arriva il fischio e il cartellino giallo per Adelini. Allora si continua, vediamo che la punizione sarà per l'Emilia Romagna dopo aver uscito il cartellino giallo per Adelini. A battere la punizione ancora lui. Prova il lancio lungo a cercare Venturi che non riesce a controllare il pallone e quindi sarà rimessa dal fondo. Si ferma un attimo il gioco per andare a prendere il pallone in fondo al campo e poi si va da Mreule che batte su Sgro che gli ritorna il pallone. Ancora Mreule, il lancio forse lungo, poi fa una finta, poi lo fa veramente verso Camara, ma lì lui gli recupera il pallone che finisce fra i piedi di Baccini. Brutto passaggio di Baccini che recupera Gerotto, prova Ceccato a recuperare questo pallone, ma sarà fallo laterale proprio per i veneti. Gerotto serve Camara, non si capisce col compagno e concede il fallo laterale agli emiliani. Vediamo il lancio lungo per Mazzi, anticipato da Gerotto, poi Baccini che serve dall'altro lato a Gazzola che corre, pressato da Furlan che recupera il pallone, poi viene servito Camara, perde il pallone. Poi fallo laterale per gli emiliani. Viene battuto dalle parti di Gazzola, pallone lungo, viene messo in mezzo, ma Sgro prende il pallone e comunque era fallo laterale. Era fallo, era rimessa dal fondo, quindi nel frattempo aumenta il vento, quindi i ragazzi dovranno fare conti anche con questo. Ecco un cambio dalle parti dell'Emilia, esce Magnosi che era entrato nel secondo tempo ed
esce Magnosi appunto ed entra Bartolotti. Quindi si continua il possesso dei veneti. Poi ancora Mreule che avanza, un po' di finte, prova a superare Coladarci che recupera il pallone e poi avanza, serve a Mazzi anticipato da Gerotto, ancora Baccini che tiene il pallone, poi si va da Bianchi che serve il centro dove c'è però Sgro che anticipa tutto e serve Romeo. Si va a cercare cercato poi Adelini che però non va verso il pallone, poi c'è Romeo che recupera ancora e serve Camarà. Camarà sulla linea, pressato da Gazzola, ancora Camarà continua, ma c'è il fallo. Fallo appunto a favore degli emiliani. Arriva il possesso, recupera il pallone Furlan, poi supera a Baccini, poi Romeo recupera il pallone, ancora un po' di scambio di gioco, arriva Bartolotti che serve Coladarci, una finta, si accentra il tiro di Coladarci fuori dallo specchio della porta e poi arriva il cambio per i veneti, esce Andolfatto ed entra Gritti. Numero 11 che andrà a sostituire numero 4 Andolfatto che qui ha disputato un'ottima partita. La rimessa dal fondo dove c'è Mreule a battere, fa un lancio lungo verso Adelini, poi prende il pallone Gerotto pressato da Coladarci che recupera il pallone, si va dietro, poi viene servito Venturi che dà il pallone a Mazzo, ancora Venturi, il tiro e il gol di Venturi, sigla il 2-1 il numero 17 azzurro che così definisce la rimonta emiliana, prima col gol del capitano Bianchi e poi col suo gol. Quindi adesso, da che la salita dei veneti era in discesa, si arriva fino appunto a una salita. Gran gol qui di Venturi, poi riparte il Veneto che però il pallone lungo va da Fregati. Vediamo adesso il pallone lungo per Mazzi, anticipato da Agnolotto, poi Baccini, ancora Baccini, prova a servire proprio Venturi che però non lo capisce e quindi concede la rimessa dal fondo. Nel frattempo vediamo che forse c'è un cambio, sì. Vediamo, il cambio è per gli emiliani. Ad entrare è il numero 13, ovvero Bandini, a uscire invece il numero 4 Gioffre. Allora, vediamo che la rimonta azzurra è veramente riuscita. Adesso vediamo se rimarrà così il risultato oppure no. Ecco Omreole che lancia lungo verso Adelini, Bazzini anticipa, poi c'è Ceccato, un po' di gioco aereo e poi Bianchi a recuperare il pallone, a servire Lugli, ancora Lugli che corre sulla fascia, arriva Gerotto, ancora il pallone fra i piedi di Lugli che serve appunto l'appena entrato Bandini e poi la palla in mezzo dove prova ad arrivarci Coladarci ma non tiene il pallone dentro e quindi rimessa dal fondo.
Arriverà ancora Mreule a battere, però questa volta serve corto. Si rivada Mreule, numero 14. Adesso serve lungo dove c'è Ceccato, pressato da Bianchi. Poi Baccini supera Gerotto con un tocco alto. Ancora Mreule che va verso Camarà, attenzione, lì c'è anche Gazzola che blocca il giocatore veneto. E poi si ha appunto il fallo laterale per gli emiliani. Pallone verso Venturi. Camarà recupera, prova a superare Venturi, poi serve, anzi prova a servire Furlan. Baccini però recupera e riparte. Prova a servire Coladarci, un po' sporco il pallone, comunque lo prende il numero 7 azzurro. Mantiene il possesso. E poi serve Baccini, numero 10, prova a servire a Mazzi, poi recupera ancora una volta il pallone, non si ferma il numero 10 e poi viene fischiato un fallo. Aveva provato a servire il numero 7, appunto Baccini, dopo averlo visto da solo o quasi in fascia. Adesso a battere la punizione è ancora Lugli, il numero 3 azzurro. Vediamo che Bianchi rimane largo mentre molti stanno vicino all'area. Batte al centro verso il secondo palo, anticipa qui Gritti, concede il calcio d'angolo agli emiliani. Allora a battere sarà proprio Coladarci. Vediamo Coladarci che la mette in mezzo, dove però Sgro prova a toccarla, la sporca e poi si va fuori da Baccini, scusate. Poi ancora un po' di confusione e Mazzi manda il pallone fuori dallo specchio della porta. È stata un po' di confusione, infatti Bartolotti si era ritrovato col pallone fra i piedi davanti alla porta, scoperta in questo caso. Infatti Sgro era fuori dalla porta dopo un intervento a sporcare il pallone. Quindi c'è il calcio d'angolo alla fine. Infatti sembra che un giocatore del Veneto abbia toccato il pallone prima di finire fuori. E allora a battere di nuovo Coladarci, la mette in mezzo, arriva di testa proprio Bartolotti, poi rimandano lungo i giocatori del Veneto. Furlan per Ceccato, continua qui Gazzola che poi sbaglia il passaggio, recupera il Veneto con Furlan che prova a servire Camarà. Infine la palla finisce fuori e quindi sarà fallo laterale. Adesso vediamo il pallone a cercare Adelini. Si continua col possesso Veneto. Ceccato prova a recuperare, poi ci arriva Romeo, mezza due, Romeo avanza ancora, poi serve Furlan, un po' lungo il pallone. Baccini che serve invece a Coladarci, ma ci arriva tranquillamente Presotto. Poi il pallone lungo di Sgro che finisce fra i piedi di Baccini. Ancora Bianchi, la corsa di Bianchi anticipato da Agnoletto. Attenzione, si ferma il gioco perché c'è un giocatore degli emiliani a terra. Si continua a giocare col possesso emiliano. Lui che la mette in mezzo, anticipa il numero 17 Veneto e poi serve Mreule. Gerotto che manda lungo, cercare forse Camarà, ma il pallone è un po' troppo lungo.
quindi rimessa laterale per gli emiliani. Viene servito numero 19, poi Coladarci perde il pallone, bravo qui Mreule che serve a Ceccato, poi Romeo serve a Gritti, ancora Gritti dopo uno scambio con Furlan, continua ad avere il pallone, prova a servire in mezzo, pressato però da Baccini. Che concede appunto l'angolo dopo un po' di palleggi. Allora vediamo che a battere sarà Mreule, il mancino veneto. La mette al secondo palo dove c'è Furlan che indirizza il pallone verso la porta, dove però c'è Fregati pronto a recuperare il pallone. E riparte. Pallone lungo a cercare proprio Coladarci, forse un po' troppo lungo, infatti finisce in rimessa al laterale dove c'è Gerotto a battere verso Romeo. Romeo lungo verso Adelini, anticipato però dal numero 6 azzurro. Poi ancora Mazzi che va a terra, si continua però a giocare e sarà di nuovo fallo laterale per i veneti. Vogliono provarla almeno a pareggiare i veneti in questi ultimi minuti. Romeo serve Camarà, pressato da Bianchi. Arriva ancora Camarà, adesso lui recupera il pallone, continua a combattere Camarà. Camarà su lui ancora, serve il numero 2, ne mette in mezzo Adelini che però non riesce a servire il centro, sarà calcio d'angolo. Allora vediamo. C'è un giocatore a terra. Un po' di domande anche perché l'arbitro aveva detto 1 minuto di recupero. Andiamo a battere Mreule. La mette in mezzo dove c'è Pressotto, però viene bloccato il pallone. E allora ancora calcio d'angolo. La mette in mezzo, ancora attenzione, Pressotto era lì, c'era pure Sgro che blocca il pallone. Poi arriva Romeo, voleva provare a servire Camarà che non va neanche a prendere il pallone. Finisce così con la rimonta azzurra siglata Bianco e Venturi. Quest'ultimo che era entrato da poco riesce a dare il gol vittoria alla sua squadra e quindi finisce con il risultato di 2-1 questo quarto di finale tra Emilia Romagna e Veneto. Allora ci vediamo alle 11:30 col prossimo incontro. Troveremo infatti a scontrarsi il Veneto contro la Liguria Under 17. E allora ci vediamo